Ragazzi, è arrivato il momento di continuare la serata, è arrivato il momento di presentare il primo momento moda. Esatto. Si tratta di Città dell'Ottica, Gruppo Capello, il più grande spazio della zona dedicato agli occhiali. In un ambiente ampio e confortevole trovate una vasta scelta di montature da sole e da vista dei migliori brand. Ad accogliervi la cortesia e la professionalità del personale altamente qualificato che vi saprà consigliare la soluzione giusta ad ogni vostro problema visivo. Andate a conoscere le promozioni che hanno riservato per voi. Li trovate a Cittadella in via Borgo Treviso 33D presso Palazzo Gabrielli. Città dell'Ottica, Gruppo Capello, più di 70 anni di esperienza al servizio della vostra visione. La vista è un bene prezioso ed il loro impegno è farvi vedere meglio, ma una visione senza limiti. Buona visione con Città dell'Ottica!
quanto riguarda gli occhiali. Non ho detto che il grande Luca è speaker di Radio Stereo Città, mi è sfuggito che la radio è nostra partner, famiglia partner. Grazie per la marchetta. Ecco. Poi ci mette poco. Un altro sponsor che ci ha seguito in tutte le tappe del concorso è sicuramente Stone House Abbigliamento, che è un negozio appunto di abbigliamento per donna, uomo e arredo casa. Vanta ben oltre 1000 metri quadrati di esposizioni. La qualità degli abiti di prima scelta di vari marchi e la gentilezza del loro personale completano il piacere di andarli a trovare. Dal 2015 l'azienda Stone House ha acquisito il marchio Chateau Pochèdre. Giorgia crea collezioni uniche con capi 100% made in Italy, sportivi e fashion, funzionali e versatili per uomo e donna. Seguiteli nelle pagine social Facebook e Instagram per rimanere sempre aggiornati con tutte le novità e andate a trovarli in negozio, cioè aperto dal martedì al sabato in via Santa Brigida 54 a Castelmigno di Resana. Sfileranno innanzitutto le collezioni di Chateau Pochèdre e poi a seguire Stone House. Buona visione!
E ora la collezione Stonehouse Abbigliamento, sempre in via Santa Brigida 54 a Castelminio di Resana. Un applauso, Stonehouse Abbigliamento. Chateau sempre, bellissime queste collezioni. E beh, a questo punto vorremmo chiamare la titolare. Accogliamola con un grande applauso. Giulia Bortolotto. Non si concede sempre. Vieni Giulia, fatti ammirare, fatti vedere che non si concede. E le facciamo anche l'intervista, Giulia? Certo, eh sì, assolutamente. La prima volta, forse la prima serata, mi pare nel 2019 ti avevamo fatto. Era ad Asolo forse, la prima tappa. Marina, adesso non ricordo. Forse a Tre Basili, che proprio la primissima sfida. È da 2 anni che noi. Esatto, forse anche di più, 3 perché appunto. Vabbè, insomma. Giulia, tutto bene? È stato un percorso, tantissime collezioni. Siete stati veramente bravi perché non è semplice, voi avete uno staff fantastico, sì, veramente. delle ragazze bravissime, bellissime anche.
Perché quando... Stasera volevo ringraziare Roberto e Nicoletta che sono Esatto, dietro, che ti seguono sempre, ma soprattutto anche quando vai in negozio, perché sono anch'io loro clienti, acquisto anche le cose per la casa e tutto, ti servono veramente con professionalità e questo è importante, sempre col sorriso. Grazie ancora a te e a tutto lo staff di Stone House. Dato che ti abbiamo qua, magari se vogliono seguirvi nei social... Allora, abbiamo due profili, Ok. Stone House Abbigliamento, dove avete visto la collezione casual un po' più elegante, oppure abbiamo Chateau Possède, che è il nostro brand Made in Italy, dove produciamo noi, ecco, un po' più sportivo per i giovani, ecco. Bene, Un bel applauso! grazie ancora Giulia, grazie. Voglio ricordare anche che Miss Social Stone House vinceranno, anzi è Miss Chateau Possède, vinceranno un bellissimo outfit Stone House e la possibilità di posare per le foto sui loro social store. Esatto, saluto Filippo Zavarise che ha inventato il concorso 24 anni fa, saluto Kevin Ponticello per Digital VIP, ciao Kevin, magari fate un saluto con la mano oppure alzatevi, Antonio Favaro per Trevisana Lat, non c'è però ci siete voi, ok? Poi abbiamo Antonia Marangoni per People Magazine, eccola lì, grazie Antonia. Federica Agnese Carraro per E-Nord-Est, buonasera Federica. Alessandra Natali, giornalista Caffè TV24, giornalista per Radio Stereo Città, Radio Caffè e Radio Gemini. Ce l'abbiamo? Eccola di là, buonasera. Collega, giusto? Giulia Urbinati, Beatrice Tomada per Gini Ferro Team, sono in piedi che fanno le interviste, eccole lì. Asia Zatta per Asia Zatta Communication, che segue anche il concorso. Anthony Michelon, amico del concorso, eccolo lì. E poi invece continuiamo con la serata, arriva il momento quello più sentito. Arriva il momento della sfilata con gli abiti da sposa e quindi lasciatevi sorprendere dalla collezione di Elena Spose e trovate l'abito giusto per tutti voi. Abiti su misura e personalizzabili, utilizzo di tessuti pregiati e ricercati, esperienza pluriennale nel settore, consulenza d'immagine, sono solo alcuni dei punti di forza di questo atelier. Elena Spose si trova in piazza della Ceramica numero 24 a 9 in provincia di Vicenza. Ecco a voi il sogno e la magia di Elena Spose.
Bellissimo, bellissimi gli abiti, bellissime le nostre miss e bellissima Eleonora Sorano. Grazie, grazie, ma i complimenti sono tutti per lei, la nostra creatrice di Elena Spose, ovvero Elena Chemello. Accogliamola con un grande applauso. Eccola qui. Buonasera Elena. Andiamo avanti Elena, ecco. Lascio il microfono, era più emozionata del microfono che di Più delle modelle. sì, più delle modelle. Elena, come va? Come stai? Molto bene. Che stagione è stata questa? Molto tosta. Abbiamo lavorato tanto, quindi sono molto contenta del lavoro, assolutamente. E nonostante dicano che non ci sono più matrimoni, invece noi abbiamo lavorato molto. Lascia che ci sia. No, ma infatti ci sono. No, perché io mi occupo di musica animazione. Ecco. È una marchetta che questa no, non è vero. È bellissimi gli abiti. Dopo questi sono le idee per la Questa prossima è la collezione 2025. 2025, quindi abbiamo in anteprima alcuni dei modelli, immagino Esatto, che sì, in vabbè, atelier ci sono più di 130 modelli. sarebbe stato difficile portarli tutti in mano. Esatto. Vero. Grazie mille Elena, Grazie a spettacolare. Grazie Elena, allora andiamo a conoscere le nostre miss che si autopresenteranno partendo dalla nostra Chivia. Buonasera a tutti, sono Chivia Oliveira, ho 23 anni, vengo da Treviso e sono Miss Città Murata 2021. Buonasera a tutti, sono Aurora Rigoni, ho 25 anni e ho vinto la fascia di Miss Bonani Immobili. Sono osteopata e vengo da Emiliano Veneto. Buonasera a tutti, io sono Diletta Sosetto, ho 22 anni e vengo da Cittadella. Nella vita sono una modella e ho vinto la fascia di Miss Savelli 2022. Buonasera a tutti, mi chiamo Deborah Storgato, ho 18 anni, vivo a Treviso e l'anno scorso ho vinto la fascia Miss Elmo. Buonasera a tutti, sono Aurora Basso, ho 17 anni, vengo da Treviso e l'anno scorso ho vinto la fascia Miss Eleganta alla fine. Aurora, tu sei anche stata finalista per The Look of the Year, sei andata anche alla finale di Sanremo se non sbaglio, quindi anche lì ti sei fatta notare. Non so se possiamo dirlo, Asia, in anteprima che lei è stata alla mostra del cinema di Venezia, è ancora tutto top secret, però è stata presente grazie al nostro concorso e soprattutto grazie a Asia Communication. Scoprite sui social cosa ha fatto la nostra bellissima Aurora. Buonasera a tutti, io sono Erika Stevanato, ho 22 anni e sono Miss Città Murata 2019. Nella vita lavoro nel mondo della moda e inseguo il sogno di una vita che è fare la cantante. Buonasera a tutti, sono Sofia Schizzerotto, 19 anni, vengo da Vicenza e sono Miss Città Murata 2023. Buonasera a tutti, sono Katia Moro, 19 anni, vengo da Fignasego. Nella vita ho appena finito la scuola, ho appena fatto la maturità, tra poco inizierò a radiologia e amo il mondo della moda, infatti dopo 2 anni sono ancora qua, mi sono affezionata a Eleonora e a questa. Non so se hai detto che sei Miss Città Murata 2022, forse se l'hai dimenticato. Beh, ben 4 Miss Città Murate, 19, 21, 22, 23. Eccoci, poi ne avremo 5 fra poco. Sì, esatto. Dopo questa sera. Bene, io riprendo il microfono, Grazie grazie mille. ragazze, lo riappoggiamo qui. Grazie mille ragazze, ci vediamo dopo per le premiazioni finali. Un applauso per le nostre bellezze. Eccole qui, tutte bellissime. E noi continuiamo Fantastici abiti. anche con i ringraziamenti. Io Esatto. vorrei ringraziare lo sponsor Ascom di Cittadella, attiva fin dal novembre del 1945, Confcommercio Ascom Padova rappresenta quindi da quasi 80 anni le aziende, gli imprenditori e i professionisti di Padova e del territorio provinciale.
è parte del sistema Confcommercio, la più grande istituzione a tutela delle imprese italiane che associa oltre 700.000 imprese e aziende.